Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la tragedia avvenuta nel Messinese, abitazione divorata dalle fiamme nella tarda serata di ieri e da lì Terme. A perdere la vita è Mariano Bonanno, 80 anni, rinvenuto in un angolo della casa, riverso a terra parzialmente carbonizzato. Secondo le prime informazioni, a trapelare il rogo sarebbe divampato a seguito di un incidente domestico. L'incendio sarebbe partito da un focolare a legna che l'uomo pare utilizzasse per riscaldare l'abitazione. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nei pressi delle isole Eolie. Il sisma è avvenuto nella zona del Tirreno meridionale alle ore 2:11 della notte. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo delle coste settentrionali della Sicilia. Secondo i dati riportati dagli esperti dell'INGV, il terremoto ha avuto epicentro a 30 km di profondità ed epicentro a nord-ovest dell'isola di Alicudi. Non si registrano danni a cose e persone. La cronaca: durante le indagini preliminari, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di un giovane di 21 anni. È stato accusato di porto di arma clandestina con matricola a brasa, ricettazione di arma e diversi furti aggravati. Un malore improvviso mentre si trovava all'interno della cattedrale di Noto ha colpito Carmelo Fortuna, 56 anni, che non ha lasciato scampo. Nella città del barocco era in corsa la festa del patrono San Corrado. L'uomo si trovava in chiesa per assistere all'uscita del santo. Nonostante il tempestivo allarme lanciato dai sanitari del 118, trovatisi in difficoltà a raggiungere il 56enne per la folla presente, l'uomo, agente di custodia in pensione, non c'è stato nulla da fare. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.